Finale, perché questa è stata una lunga avventura che ha visto Cavarze protagonista in questo campionato regionale Elite, e quindi insomma è un gran piacere poter andare a annunciare, perché da qui usciranno questa sera quelli che sono i campioni regionali Veneto per quanto riguarda l'Elite, quindi il meglio che il pugilato dilettantistico, prima di passare poi al pugilato professionistico, può in qualche modo esprimere. E allora Enrico Barasciuti augura a tutti voi un buon pomeriggio, pronti per entrare in quello che è il mondo della Federazione Pugilistica Italiana, in particolare per quanto riguarda il mondo
del Comitato Regionale Veneto, e fin da subito consentitemi di salutare Cristiano Castellacci e la segretaria Anna Voltan, con noi presenti con noi, anche in qualche modo hanno fatto una lunga avventura lungo queste 2 settimane che hanno visto prima le selezioni e poi via via tutto quello che è il percorso che ci ha portato fino a questo pomeriggio che inizierà ufficialmente alle ore 17, ma prima avremo il piacere e il modo di vivere quello che è il così definito walkover. Come l'audio è un po', devo chiedere a Nicola che abbiamo in regia. E allora vi dicevo, commissario, in particolare questa sera supervisore per quanto riguarda il torneo e il campionato del signor Alex Tomasello, gli arbitri Marco Chiarelli, Damiano Tasinato, Marco Zanatta e il giudice Gian Antonio Canzian, al crono Vito Capotorto ed Andrea Lazzarin, il dottor Francesco Vallese, i volontari della Croce Verde di Adria. Questa sera sì, lo diciamo sperando che voi possiate godere dello spettacolo senza dover intervenire, perché questa è una frase che in qualche modo porta bene, quando non è stata detta invece abbiamo avuto delle conseguenze. E tutto in diretta con Box on the Road, per cui il campione regionale Veneto man mano verranno anche intervistati, insomma tutto quello che vediamo è in streaming e questo non ci fa altro che grande piacere di poter, come si dice in questi casi, continuare a esportare la nobile arte della box. E saluto e ovviamente rinnovo il saluto e l'augurio di una buona domenica pomeriggio a tutti voi che state man mano arrivando. Come disposto dal nostro supervisore Alex Tomasello, allora io procederei con la licita di tutti quelli che sono gli atleti in chiamata questa sera, per cui avremo Samuel Zennaro, poi avremo Giovanni Di Giorgio, Paolo Miocato, Omar Berto, Pietro Garofalo, Nicolò Vettore, Gioscia Nimaco, Edoardo Bertin, Francesco Cavazza, Elia Petrella, Vanshdeep Singh, Leonardo Bertocco, e 3 incontri femminili, Fata Aspur, Gloria Malatino, Anna Pimazzoni, Chiara Marcandoro, Ilenia Pileri e Giulia Palazzo. Ma come vi dicevo avremo anche Monica Piampru e Nike Bergamo. E come dicevamo prima, anche con la categoria di più 90 kg, Kim Din Novo Kedi e Adam Diouf. Questi sono i nomi di tutti gli atleti che saranno pronti per salire e incrociare laddove possibile i guantoni. Stiamo attendendo ovviamente che tutto ci diano l'ok, per cui possiamo poi dare seguito a quelle che sono le fasi regionali per quanto riguarda le finali, assolutamente le finali di questa campionato regionale Elite. Direi che tutti i presenti sono abbastanza dell'ambiente, sono abbastanza tecnici, probabilmente parte del pubblico in questo momento è forse più al mare, ma non è un problema perché noi comunque ci teniamo a dire che tutto quello che stiamo vivendo sarà poi in diretta in streaming grazie a Box on the Road, e quindi insomma tutto quello che magari chissà, magari alla spiaggia stanno anche guardando, non potremo mai saperlo. Quello che di certo sappiamo invece è che siamo pronti per andare a chiamare i primi, e come al solito io chiamerò portabandiera in questo momento dei colori della Padova Ring, accompagnato da Max Sarti, pronti a chiamare sul ring. Allora, prima di tutto facciamo un applauso tanto per ringraziare un po' di ben augurio, giusto per cominciare questa domenica pomeriggio col fresco, ecco, come si suol dire. Allora, pronti a chiamare per Padova Ring all'angolo blu, accolto ovviamente dall'applauso categoria finali più 90 kg, Kim Din Novo Kedi. All'angolo rosso della Diamond Box Adam Diouf. Vieni su, sì. Marco Zanatta sul ring, vi ricordo ancora Marco Chiarelli, Damiano Tasinato e Gian Antonio Canziana, questa la lista degli arbitri presenti.
Vedo che abbiamo anche una ring girl a caso. Ma insomma, ti abbiamo vista, sappiamo che tra l'altro i tuoi campionati europei sono andati, o italiani, sono più a essere mondiali addirittura, di tutto un po'. Ecco allora Marco Zanatta che ha raggiunto l'angolo neutro e come detto allora pronti a chiamare sul ring, Padova Ring, all'angolo blu, Kim Din, No KD, l'applauso sempre quando entrano pugile, all'angolo rosso per la Dynamic Box, Diouf Adama. Parte un minuto, tutti voi sapete che il significato di walk over, e per chi non lo sa, che mi stava guardando come dire non so cosa voglio dire, significa semplicemente che noi stiamo aspettando che si presenti all'angolo rosso l'avversario e qualora trascorso un minuto l'avversario non comparisse, come dire, in maniera inattesa, cosa che ovviamente non può succedere, verrà decretato un durissimo combattimento effettuato quest'oggi, però insomma quel che conta è tutto questo. Comunque per esserci arrivato bisogna aver vinto degli incontri, per cui l'ultimo è stato vinto la settimana scorsa, quindi onore al merito, probabilmente ci sarà modo e tempo per vedere combattere ulteriormente. Eccolo qui Gong che va a decretare il walkover e a questo punto abbiamo anche la consegna, ovviamente Marco, per quanto riguarda la maglietta ufficiale. A questo punto penso che si potrà anche togliere i guantoni, per cui potrà essere in qualche modo più comodo nel vestire la canotta ufficiale. Tutto questo organizzato, creato grazie a Box Cavarzere, al quale va l'applauso. Insomma Nicola, credo che tu abbia passato più ore qui dentro in queste 2 settimane che a casa tua, per cui insomma congratulazioni davvero. Consegna la maglietta, la puoi, se puoi, indossarla, così facciamo la fotografia e poi vai anche in attesa, tutto a pagamento certo come al solito, e poi verrà anche intervistato grazie a questo angolo targato Box on the Road, e quindi insomma ci sarà modo e tempo per... Eccoci qua, l'applauso ulteriore nei confronti di Din, Din è fantastico. Vai con la foto. Siamo d'accordo, di solito sei più sudato a fine di questi incontri, di solito sì, ma non c'è problema se sei arrivato fin qui, onore al merito. E allora grazie ancora, ovviamente a tutti anche gli sponsor targati Box Cavarzere, Tocchi Impianti, Clinica Acustica, TSP e ovviamente Studio TDP SRL con sede a Cavarzere e poi 2A, l'agenzia termotecnica. Possiamo procedere ulteriormente, rimane Marco Zanatta sul ring, perfetto, allora andiamo ulteriormente a quello che sarebbe stato un incontro che avrebbe visto contrapposte le atlete della Cuba Box e della Phoenix Box, e come sempre quindi io sono pronto a chiamare prima l'angolo blu e poi l'angolo rosso, in questo caso all'angolo blu Monica Piatru, all'angolo rosso della Phoenix Box Nike Bergamo. Sempre l'applauso come sempre. 1, 2, 3 prova, 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 in questo caso 1, 2, 3 prova, un minuto per quanto riguarda questo secondo walkover. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, va, ora va. Prova.
Ma aspettiamo perché Eccolo qui il gong che va a chiudere il minuto del walkover. Anche nel tuo caso ovviamente non v'è dubbio che non ci sono state fatiche per arrivare, anzi no, fatiche ce ne sono state tante per arrivare fino a qui, ma in quest'oggi pomeriggio in effetti non c'è stata particolare fatica per questo esito, appunto, che era notoriamente scontato. Nel frattempo eccolo che arriva anche Dean, pronti per la consegna della maglia. 51 kg per quanto riguarda la categoria di questa atleta, pugilato femminile. Vi ricordo ancora Neike Bergamo, sorridentissima, molto. Siamo qua con Adam, categoria 90 kg. Dean, scusami, siamo qua con Dean, categoria 90 kg. Ti aspettavi di finire il match così facilmente? No comment, sinceramente. Io non so che dire. Vabbè, comunque abbiamo preso il risultato che volevo, quindi ce l'ho. Chiaro, chiaro. E come pensi di prepararti per le interreg regionali? Sincero, allo stesso modo che io mi sono preparato, comunque spingo sempre in palestra, è quello che conta, e so di essere migliore, almeno a livello regionale, anche italiano, come ho fatto l'anno scorso, quindi non sono preoccupato per niente. Ottimo, ottimo, perfetto. Grazie. Campioni regionali elite. Partiremo con la Phoenix Box a incrociare i guantoni con la pugilistica scaligera, e particolarmente quindi andiamo a salutare Roberto Barnabò e Nicola Masiero per quanto riguarda la Phoenix Box e Matteo Bulgarelli per quanto riguarda la pugilistica scaligera. Pronti allora a salire sul ring per la finale categoria 57 kg femminile. All'angolo blu Ilenia Pileri. Sì, l'applauso automatico, sì, non vorrei chiederlo ogni volta. E allora sicuramente l'applauso arriverà anche per la pugilistica scaligera e per Giulia Palazzo all'angolo rosso. Avete ammirato la nostra ring girl, campionessa mondiale, giusto? Mondiale nel doppio di pole dance, e quindi insomma appena tornata dalla Spagna, insomma con un bell'oro al proprio palmarès, che aggiunge al proprio palmarès. Ci concentriamo per quanto riguarda questo incontro, che sarà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Quindi vi ricordo ancora Ilenia Pileri e Giulia Palazzo, rispettivamente al peso di 56,3 e 56,9 kg, un 98 e un 90, queste sono le due annate che si incrociano. Massima concentrazione, attendiamo il gong che va ad aprire la prima ripresa. Eccolo lì! Vai! Apri adesso, si vai! Eccolo là! Chiamalo! Eccolo lì, brava! Brava! Senti quel lascio! Senti, con due. Dai, ora. Lancio avanti.
Girano un po' di più, ma è buono. Eccolo lì, eccolo lì. Eccolo, buono, dritto, dritto adesso, dritto. Via, via, arriva, buono. Eccolo. Ecco buono, ecco buono. 2. Dritti, 2, dritti, seguono. E dopo 3, terzo adesso, adesso 3. Buono! Brava, brava, brava. Sotto. Buono! Dritto, dritto, Le mani, Giulia. Eccolo lì. Guarda per sinistro, dietro subito, vai. 3 ganci quando viene avanti. Guardi con destra, subito. Giralo bene, Giro. Eccolo! Ora, tu di sopra per gancio destro. Buono! Vai! Tu di quel gancio destro! Brava! Metti quel gancio destro! Eccolo qui il gong che va a chiudere la prima delle 3 riprese tra Ilenia Pileri e Giulia Palazzo per la finale regionale dei campionati Elite femminile, categoria 57 kg. Inizia la seconda ripresa. Quando viene lei, tutti e 3, apri le qua, apri le mani. Va bene, ancora e dopo mando il gancio. Così. Ok, avanza! Non ti fermare. Staccati dietro subito. Fatti subito però. 3 subito apertura 3. Vai. Quinta, apertura il primo. Eccolo, dentro, destro gancio. Dritta adesso! Staccati dentro su, via! Dritta! Bravo! Dai, 4 colpi! Comincia a lavorare di qua, come l'altra volta! Ok! Forza e dopo riordina! Destra o fine! Via! Vai, tieni subito! Subito, piena! Bravo! 3 Giulia, 3! Ancora, vieni lei a prendere, guarda che ha aperto le mani! Vai! Vieni subito! Destra calcio, vieni lei! Secco sopra il sinistra, vai! Ci sta! Eccolo! Vai ora! Tu sei il calcio! No, hai 4 colpi! Aumenta un pochino il ritmo del mano, aumenta un po' più veloce, più secco, dai! Via! E prima ragazzi dai ancora! Sulle mani subito! Non tante, adesso è il momento! Sulle mani! Dai, ci sta! Va bene! Vai, gira ancora! Ecco, viene lei! Vai! Buono! Buono!
Palazzo, rispettivamente Phoenix Box e Pugilistica Scaligera, che si stanno combattendo per diventare campionesse regionali Elite 57 kg. Inizia la terza ed ultima ripresa. Faccio indietro dietro, dai, aspetta. Ed eccolo qui il gong e l'abbraccio tra le due pugilesse, Ilenia Pileri e Giulia Palazzo, per la categoria 57 kg per la finale regionale. Davvero più forte l'applauso perché se lo meritano. 9 minuti combattutissimi e quindi
andremo alla lettura del verdetto che verrà consegnato dalle mani del supervisore Alex Tomasello e andremo quindi a conoscere chi prenderà l'oro regionale e chi l'argento, ma di sicuro meritano entrambe veramente tutta la nostra approvazione e tutto il nostro, come dire, apprezzamento, visto quello che ci hanno fatto vedere in questi 9 minuti, per cui insomma ancora prima credo che per il nostro Nicola sia stato un buon inizio per cominciare queste finali regionali, che arriva persone da tutta la regione ovviamente, e quindi andiamo alla lettura. Questa finale viene vinta ai punti dall'angolo rosso Giulia Palazzo, pugilistica scaligera, che si aggiudica la finale regionale 2025 categoria Elite 57 kg. L'applauso forte e fortissimo ovviamente anche per Ilenia Pileri, argento in queste regionali, ma insomma come di consueto un bellissimo spettacolo, questa è la cosa che più di tutto ci interessa. Segna tra gli arbitri, adesso sale tra le 16 corde Marco Chiarelli, a lui il compito di andare a gestire il secondo incontro valevole per le finali della categoria 60 kg sempre femminile. A questo punto pronti per andare a chiamare all'angolo blu, accompagnata da il maestro Benedetto. Siamo qui con Giulia, categoria 57 kg. Abbiamo visto che Ilenia colpiva forte, ma tu hai saputo controbattere con freddezza e potenza. Come ti sei preparata a questo match? Allora, io Ilenia già la conoscevo, avevo già avuto l'onore di fare una gara con lei, quindi più o meno sapevo già cosa aspettarmi. E è una che sta sotto, quindi ci vogliono tanti polmoni, però ce l'abbiamo fatta. Ci avete dato dentro entrambe. Bravo, molto, bravo, molto. Una cosa che vuoi dire a chi perde oggi? Di andare sempre avanti, perché non si sa mai nella vita, è incredibile, imprevedibile. Perfetto, grazie mille. Prima,
Ancora, subito! Dai, Chiara! Ancora, dai! Secondi, Chiara! Subito! Eccolo il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Anna Pimazzoni e Chiara Marcandoro. Box Piovese angolo blu, box Cavarzere Chioggia angolo rosso. Inizio la seconda ripresa. Finito, dai! Bravo! Dai! Gira che non tante! Gira che non tante! Ancora, bravo, ancora, vai dentro, lunga strazia, Ancora, brava! Ancora, Chiara! Bravissima!
Ancora, dai, aumenta. Metti i colpi, bravissima. Non farlo uscire, non farlo uscire. Al destro, ancora. Adesso, Chiara, ancora, bravo. Aumenta, non farlo indietro, dai. Bravissima, ancora, Chiara. Battissimo, Chiara, brava. Continua, Chiara, continua. Non ti devi fermare adesso. Ancora, dai, continua, Chiara, allora avanti. Eccolo il gong che chiude la seconda delle 3 riprese per questa finale dei 60 kg femminili regionali Veneto tra Anna Pimazzoni e Chiara Marcandoro, rispettivamente box Cavarzere e box Piovese e box Cavarzere Chioggia. A inizio la terza ed ultima ripresa. Bravo, bravissima, ancora. Sinistro gancio. Bravissima, dai. Bravo, ancora. Sopra, eccola. Dai, Chiara, non ti sotto sola, Chiara. Eccola, sotto dopo. Non fermate, bravissima, ancora destro gancio, eccola, ancora, dai, lavora, eccola, dai, ancora, dai, non fermarsi subito finché lui presenta gli altri. Facciamo 2 domande veloci. Ce l'hai la lista delle luci di questa Sì, me la sto guardando mentre combatto. Sì, avrei iniziato a studiarmeli anche da ieri. Però... No, c'è tutto sul telefono. Eccolo il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Anna Pimazzoni e Chiara Marcandoro.
Marcandoro, box piovese contro box Cavarzere Chioggia per la finale del 60 kg regionale Veneto, e quindi qualunque sia il risultato vorrei l'applauso per l'oro e l'argento di questa finale, perché davvero hanno combattuto facendo in modo sempre più intenso, e questo non può che essere davvero notevole come risultato. E allora siamo alla lettura del verdetto nelle mani del supervisore Alex Tomasello, campione regionale, categoria 60 kg femminile, l'angolo rosso, Chiara Marcandoro, box Cavarzere Chioggia, con consegna delle magliette e delle medaglie d'oro ed argento ovviamente. È bello che lo facciamo sentire così forte. Vista ovviamente tutto Unbox on the Road, che è il campione regionale Veneto, fotografie di rito. Ciao Chiara. Ciao. Come ti sei trovata lì in mezzo al ring? Nel primo round in difficoltà, poi ho avuto, perché veniva tanto avanti, i diretti, non mi piace molto come cosa, però grazie ai consigli di Dennis e anche del Fontolan sono riuscita a gestire tutto. E cosa ti porti a casa oggi? Ovviamente l'onore di essere campionessa regionale del Veneto, che non è da tutti, e poi comunque tanto rispetto anche sul ring dell'altro avversario, che comunque è stato molto bravo. Grazie Chiara per questa intervista e buona giornata. Angolo blu e all'angolo rosso, accompagnata da Luca Badalotti per la box Badalotti, accogliamo Gloria Malatino. Sempre l'applauso per entrambe le atlete, mi raccomando, e anche ovviamente applauso per la nostra Zoe, la nostra ring girl. Vi ricordo ancora super campionessa per quanto riguarda la disciplina della pole dance, come abbiamo avuto più e più volte modo di apprezzarla. Molto bene, allora 3 riprese da 3 minuti, arbitra Damiano Tasinato, le interviste sono avvenute, per cui possiamo poi riprendere con la consueta colonna sonora self-made. Tutto è pronto? Inizia la prima ripresa. Via, via, via. Bravo, dai. Bravo, dai, sotto sopra. Anche sotto la velocità. Veloce, veloce. Vai, scioltizia, scioltizia. Vai, andiamo con la salita. Andiamo, andiamo. Ok, stringi quei colpi, lavora se non dà lo scopo. Dacci l'altro, ok. Buttati, via. Due ganci, dai. Due ganci. Andiamo, ok, tocca ancora. Bravo. Gancio, diretti gancio, esci per il corpo. Dai, a destra. Buttati. Lascia andare i colpi.
Eccolo il gong che chiude la prima delle 3 riprese per la categoria femminile 65 kg per il campionato regionale Elite tra Fabda Aspor Ares Boxing Club all'angolo blu e Gloria Malatino angolo rosso per la box Badalotti. Non ti spingere, ti stanchi tantissimo. Se ti spingi. A inizio la seconda ripresa. Dai, vediamo. Allora vai. Bravo, vai ferro adesso. Ok. Dai, incrocia sempre. Vai via dalla sua traiettoria. Devi mettere giù il cazzo. Sotto sopra, Gloria, adesso. Fila di calcio, calcio adesso. Dai, due diretti, viene. Eccolo lì, dai, due al calcio. Lavora adesso. Dai, sotto sopra, ancora. Ancora. Aspettatelo, sulle mani. Dai, ce l'hanno, per la sinistra. Oh, via, adesso. Dai, alza le mani. Ferma, Gloria, ferma, non spingere. Dai, giù. Non fermarti. Dai, Gloria. Lancia battente. Dai, tu, lei, ecco. Non fermarti dopo. Anche a sinistro. Gloria, tienti su. Prima, vai a mettere subito. Gancio, diretto gancio! Dai! Devi
seconda delle 3 riprese per la campionessa regionale 65 kg per quanto riguarda il Veneto. Inizia la terza ed ultima ripresa. Eccolo qui il gong che va a chiudere la terza ed ultima ripresa tra Fabda Asfur per quanto riguarda l'Ares Boxing Club all'angolo blu e Gloria Malatino della Box Badalotti all'angolo rosso. Tra le due si nasconde la campionessa regionale Veneto, la neocampionessa regionale Veneto e ovviamente anche la vice campionessa regionale. Il tutto verrà consegnato nelle mani del supervisore Alex Tomasello e andremo a corrispondere anche la maglia con le medaglie. Ci sono, ok? E andremo alla lettura quindi del verdetto. Metti in mezzo alle corde che così almeno ecco, bravo. Molto bene, allora questo incontro viene vinto ai punti e decreta la nuova campionessa regionale femminile per i 65 kg, l'angolo blu.
Gonzalez Boxing Club. Maschile, il primo per quanto riguarda la categoria dei 60 kg con 60.400 e 60.300 esatti, quelli che vedranno contrapposti i due atleti portabandiera dei colori della Cuba Box e della Padova Ring, mentre Marco Zanatta con un guizzo atletico risale tra le 16 corde. Siamo pronti quindi per andare a chiamare portabandiera dei colori della Cuba Box all'angolo blu. Accogliamo Varshdeep Singh, sempre un applauso quando entra un pugile sul ring. Siamo qui con Fadua oggi. Ti è piaciuta la tua prestazione nel ring? Si poteva far di meglio, però per me ci ho combattuto con l'avversaria. E che insegnamento ti porta a casa? Che non bisogna sottovalutare nessuno, bisogna lavorare sempre di più, non dire al coach sono stanca quando non lo sono. Grazie Fadua. Singh Varshdeep. Delle 3 riprese. Inizia la prima ripresa. Vedi che arriva! È vinto Messina! Vai!
Eccolo qui il gong che chiude la prima delle 3 riprese per... Wow! Giusto l'applauso, anzi potete anche continuarlo perché lo meritano sia Vanshijit Singh, angolo blu, sia Leonardo Bertocco per le finali categoria 60 kg. Notevolissimi questi primi 3 minuti. Inizia la seconda ripresa. Eccolo qui il gong che chiude anche la seconda delle 3 riprese. Mamma mia santissima, questa è veramente stata 3 minuti bellissimi, congratulazioni. Inizia la terza ed ultima ripresa. Sei freganti! Tira! Bravo!
Sì, veramente bel match, sicuramente gran bel match, non c'è dubbio per queste finali di categoria per i 60 kg tra Singh Vanshitip, Cuba Box angolo blu e Leonardo Bertocco Padovaning angolo rosso. Congratulazioni ragazzi perché ci avete fatto emozionare, penso che meritiate l'applauso forte ancora prima di conoscere il verdetto. Bello, davvero molto intenso nelle mani del supervisore questo incontro e si qualifica come campione regionale categoria elite 60 kg l'angolo rosso Leonardo Bertocco Padovaning. Meritatamente bello davvero intensissimo l'incontro e facciamo un grande applauso ovviamente anche a Vanshitip Singh che ha davvero fatto una meravigliosa prova, ha dato prova veramente importante, viene calzata la medaglia e viene calzata la maglietta per le fotografie di consueto. Fatevi la foto insieme come giusto che sia. No, si va dritti e tranquilli. Allora Marco Chiarelli prende posto tra le 16 corde per far gestire il prossimo incontro valevole sul peso dei 65 kg e che vedrà contrapposto un... Siamo qua con Leo, volevo iniziare col dirti complimenti per il fantastico match e volevo dirti, pensi di aver dato tutto? Pensi? Di aver dato tutto? No, potevo fare molto di più e vengo da 4 giorni di influenza intestinale, infatti il ritmo non sono riuscito tanto ad alzarlo. Comunque complimenti al mio avversario che
colpi sono stati ottimi, anche precisi, è stato buono, bravo, bello lungo, e comunque posso fare molto meglio, e infatti come ho già dimostrato come il torneo che ho vinto a Parigi, e niente, chissà che questo sia un buon punto per ricominciare. Complimento Leo, anche dopo la malattia ce l'hai fatta. Grande. Mason e dal maestro benemerito Adriano Favaro, pronti ad accogliere Elia Petrella, anno 2006, 64 i chilogrammi alla bilancia, finali categoria 65 kg, Union Box Mestre Spheric Fight Club, angolo rosso ed angolo blu. Inizia la prima ripresa. Bravo, lascia sopra! Lascia andare sulla guardia! Sopra! Non allungate troppo! Tirati un po'! Basta toccare! Subito! Colpisci e via, bravo! Così! Dai! Puntate interno, puntate in bocca! Bravo, sopra lì! Bello, bello! Sì! Via, a destra tua! A destra tua, metti il calcio subito! A destra tua! Calcio! Eccolo qui il gong che va a chiudere la prima delle tre riprese tra Francesco Cavazza ed Elia Petrella, rispettivamente Spheric Fight Club e Union Box Mestre, e non c'è dubbio che queste finali per la categoria Elite dimostrino il grandissimo livello. Inizia la seconda ripresa. Sulle mani! Via a destra tua! Bravo, lavora alla tua destra, via alla tua destra! Bravo! Sopra, dai! No, alla tua destra! Non stai fermo! Dai! Non stai mai fermo! Lavora e vai via! Dai! Vai dentro, vai via! Dentro a sinistra, ragazzi a sinistra! Non fermarti, non fermarti!
avanti, lavora e sposta. Sempre, lavora a destra, vai, via. Dai. Ci vanno duro. Sopra Lia, sopra! Vai sopra tu, dai! Sopra e sotto, dai! Devi aspettare lui! Vai, dai, come prima, col calcio in uscita, vai! Subito! Col calcio in uscita, Lia! Subito! Vai! Subito! Dai! Lia a destra! Dai, replica, Lia, replica! Come prima! Vai, stai! A destro! A destra, Lia! Metti che canestro! Metti che canestro, Lia! Metti che canestro, Lia! Vai, Cesco, vai, Cesco! Lia! Sì! Vai, va bene! Vai, Lia, vai! La bocca! Eccolo il gong che chiude la seconda ripresa, molto battagliata, insomma, non riuscivo più a dirlo perché mi emoziono anch'io nel vedere questi incontri così forti tra Francesco Cavazza ed Elia Petrella. Do il benvenuto ad Alberto, alla regia. Dai, stai andando fuori a destra! Vai via! Metti a destra, Lia, non fuori a destra, dai!
Eccolo qui il gong che va a chiudere la terza ed ultima ripresa tra Francesco Cavazza ed Elia Petrella. Sperry Fight Club angolo blu, Union Box Mestre angolo rosso per la categoria 65 kg, finali ovviamente regionali elite davvero intensissime, come state notando e come stiamo potendo ammirare e osservare questi incontri notevoli. E allora questo match si qualifica come campione regionale elite categoria 65 kg l'angolo blu Francesco Cavazza, Sperry Fight Club. The show must go on e quindi siamo costretti ad andare avanti anche se non posso. Siamo qui con Cavazza, volevo intanto fare i complimenti a entrambi i pugili per il match spettacolare e volevo dirti, match tosto. È stato molto tosto, intenso, un avversario di poca esperienza, però si è fatto valere e lo rispetto molto per questo. Molto bravo. Quando hai capito che avevi il match in mano? Dopo che ho vinto le prime due riprese, dopo ho capito di aver vinto, quindi ho girato per rischiare di meno, insomma. Grazie Cavazza per questa intervista, grazie mille, buon proseguimento. Shoaib Zaman per la Sperry all'angolo blu per la categoria 70 kg al peso preciso di 7200 Joshua Nimaku, e all'angolo rosso portabandiera dei colori della Cuba Box accompagnato da Pietro Di Lorenzo da Jesus Solano Edoardo Bertin. 70 kg spaccati. Arbitra Damiano Tasinato, 3 riprese da 3 minuti. In palio il campione, il titolo di campione regionale elite 70 kg. 12 leonce dei guantoni calzati da questi due atleti. Tutto è pronto e allora ascoltiamo il gong che apre la prima ripresa. Subito, attacca! Subito, aspettarlo! Vai! Testa! Spingi la terra! Da fermate spingo! Bravo! Podiamo niente, come dire! Guarda! Spingilo! Bravo! Arriva!
Eccolo il gong che chiude la prima delle tre riprese tra Joshua Nimakos per il Fight Club angolo blu e Edoardo Bertin Cuba Box angolo rosso. Inizia la seconda ripresa.
Joshua Nimaco e Edoardo Bertin per la categoria 70 kg per questa finale che ci farà vivere gli ultimi 3 minuti di sicuro con grandissima intensità. A inizio la terza ed ultima ripresa. Ed è qui che si chiude il combattimento che decreterà il nuovo campione regionale Elite per i 70 kg tra Joshua Nimaco e Edoardo Bertin, Spirit Fight Club e ovviamente Cuba Box, davvero intensissimi. Un applauso per entrambi! Che bello anche vedere tanta gente che non è andata al mare e viene qui a vivere con noi questa emozionante finale, davvero bello, bellissimo. Verrà consegnata maglietta e ovviamente medaglia d'oro e d'argento, perché entrambi hanno certamente molto ben figurato in questa finale. E questo incontro viene vinto ai punti
atleta, il nuovo campione regionale categoria Elite 70 kg, all'angolo blu, Joshua Di Marcos per il Fight Club. Gabriele Spano che accompagna all'angolo blu Pietro Garofalo e all'angolo rosso Giovanna Piccoli e Massimo Stellin per l'ultimo round box. Siamo qui con Joshua, pensi che il fatto del pubblico abbia infierito sulla tua vittoria? No, sono sempre concentrato da prima all'ultimo. Il pubblico non c'entra niente, quando sono sul ring sono io che combatto. Qual è stato il tuo colpo chiave? Come mi ha consigliato il mio coach Enrico Sferi, di usare la mano destra da mancino e colpire col sinistro girando attorno a lui. Credo questa sia stata la chiave della vittoria. Ottimo Joshua, buonissimo match, buona continuazione. La mia palestra, Astro for Life, la palestra di Sferi Enrico, che è la migliore di Verona, ragazzi, spingere. Prima ripresa. Comanda Nico, comanda! Comanda sempre con Zeno, comanda sempre, palla a destra che arriva. Così! Comanda sempre con Zeno. Comanda sempre, comanda, bravissimo, perfetto. Bravissimo! Così, va bene!
Bravissimo! Buono, buono, passa avanti! Eccolo qui il gong che chiude la prima ripresa tra Pietro Garofalo e Nicolò Vettore, Ares Boxing Club Angolo Blu, ultimo round box. Inizia la seconda ripresa. Nicolò! No, detto un tante adesso! Montante!
Terza ed ultima ripresa. Gancio sinistro Nicolo, gancio sinistro, fintalo, fintalo. Tutti stanno sudando questi anni. Buono così, perfetto, dai, continua. Cross, Nico, dritto con destro, Nicky. Così, buono. Dai, di nuovo, vicino là. Sinistra, montata destra, la mano. Buono. Stai là, ora. Sopra, Eccolo qui il gong che va a chiudere la terza ed ultima ripresa tra Pietro Garofalo e Nicolò Vettore per la conquista della medaglia d'oro e d'argento per quanto riguarda la categoria Elite 75 kg per il Veneto. Elite 75 kg all'angolo rosso Nicolò. E allora ovviamente lasciamo lo spazio perché ci sia Box on the Road che vada a riprendere il campione regionale categoria 75 kg come è giusto che sia.
ma lasciamo anche lo spazio tra le 16 corde perché Marco Chiarelli vada a governare il penultimo. Ciao Nicolò, siamo qui con Nicolò ragazzi. Com'è andata la top box? È andata bene, avevo un avversario molto ostico davanti, ho cercato di boxarlo il meglio possibile senza mettermi a scambiare e l'abbiamo portata a casa. Ottimo Nicolò, è stato veramente un match fantastico, complimenti e buon proseguimento. All'angolo rosso, accompagnato ovviamente da Nicola Fontolan e ovviamente anche dal suo secondo, il mitico, dopo vogliamo citare Berto Omar, angolo rosso. Vai, e vivere insieme quello che sarà questa finale che andrà a decretare il nuovo campione Elite del Veneto per gli 80 kg. Inizia la prima ripresa. Passa a testa! Fuori da là, fuori! Questo dritto! Piedino copri! Distanza tua! Eccolo il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Paolo Gnoccato e Omar Berto, rispettivamente Treviso Ring, Boxe Varzare Chioggia. A inizio la seconda ripresa. Subito, Omar! Vai, te l'ho appena detto! Lo sta a sbracciare! Omar, distanza tua! Ecco, la distanza tua, Omar! Da lì, 1, 2, senza avvicinarti! Allora, fai vedere il piatto, su! 1, 2, sotto!
Ecco lì! Gira adesso! Passa sotto! Guarda sotto! Ecco lì! Giralo! Ecco lì! Giralo! Gira! Chiudere anche la seconda ripresa del titolo regionale categoria elite 80 kg, terza ed ultima ripresa. Foto là. Allora si colpi! Tieno là! Non ti ho visto! E là dove sono? Pugilato! Vieni via! Tu colpi, vieni via! Guarda! Eccoli! Esci! Doppia! Ora dritto di stanza! Ora dritto di stanza! Quando sei in ordine, subito! Duro, tanto! Eccoli! Gira! Guarda, doppia! Ed eccolo qui il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Paolo Gnoccato e Omar Berto. Trevisoling angolo blu. Insomma, per capire chi diventerà il campione regionale elite categoria 80 kg.
presentare il campione regionale Elite 80 kg, viene vinto ai punti dall'angolo rosso Alberto Box Cavarzere. Non ho mai sentito questa frase. E allora, questa lunga avventura durata 2 settimane volge. Ciao ragazzi, siamo qua con Omar, il vincitore del match. Come hai affrontato questo match? È stato un match impegnativo perché l'avversario era ostico, però siamo riusciti a gestirlo e abbiamo portato a casa. A chi dedichi questa vittoria? La dedico a me stesso, anche se sembra essere egoisti, però lo faccio tutti i giorni, alla mia squadra. 1993, 89 kg alla bilancia, e all'angolo blu, accompagnato da Andrea Pozzato e dal maestro benemerito Gino Freo, per la box piovese accogliamo Samuel Zennaro. Signori, per queste finali categoria Elite stanno per iniziare e quindi facciamo sentire ovviamente come di consueto il nostro tifo per Samuel Zennaro e per Giovanni Di Giorgio. Inizia la prima ripresa. Inizia la prima ripresa. Avanti, piede sinistro, lavora per la sinistra. Cosa concede al corpo, Sara, che è una piedi. Al corpo anche, vai, parti, Adesso, bravo, tira fuori. Vai seguire un secondo colpo, Sara, vai adesso. Vai seguire anche il secondo colpo. Sempre di velocità. Comanda! Comincia a avere la quota. Vai un po' in avanti. Incontri bene adesso. Vai al corpo. Bravo, riparalo per l'ottante, Sempre la mano destra pronta. Vai, chiudilo adesso però, Vai. Sulla mano sinistra. Bravo. Rispondi subito, rispondi poi, basta. Sempre. Rispondi, bravo. Tieni così. Quindi sempre il secondo colpo, Sara. Buono così. Con due sinistre e destro, comincia ad avanzare, dai. Comincia più addosso. Vai, sinistro e destro, Sara. Dai, comincia a destra. Non partire con destra. Vai bene. Due sinistre avanzate, poi destro. Vai così. Dai. Buono, secondo colpo. Comincia a chiudere un po'. Avanza, non stare fermo. Prendi colpo, lascia andare destro, dai. Vai, parte destro. Dai destro. Va bene,
Entra dentro. Alza quel destro. Vai adesso, entra, finisci tu. Saran, finisci tu. Vai, occhio alla testa, Saran. Occhio alla testa, metti la destra a sinistra. Non puntare. Gong che va a chiudere la prima delle 3 riprese tra Samuel Zennaro e Giovanni Di Giorgio. Del supervisore per decretare quello che sarà definito come il miglior pugile di questo campionato regionale Elite. Così mi è stato richiesto e io relato repero, così a voi riferisco. Inizia la seconda ripresa. Vai tuo ritmo, sposta il tuo ritmo, vai. Vai Giovanni. Vai, scarica. Quando sei là, scarica. Sta là, dai. Vai, col montante, via. Vai subito, accorcia e dentro sul calcio destro. Dai. Parti subito, Sara, ci siamo esercitati su questo. Occhio alla testa, si ammoniscono. Alza bene il ritmo. Avanza, metti sinistro, porta a sinistro, dritto.